Maggio 1984, maggio 2004. Era da 20 anni che Trieste attendeva il ritorno delle Penne Nere. L'occasione per riabbracciarle è arrivata proprio con i festeggiamenti per il 50° anniversario del ritorno della città all'Italia. La 77esima adunata nazionale degli Alpini ha quindi assunto un carattere doppiamente celebrativo, di festa certamente, ma soprattutto di ricordo, di rispetto e di orgoglio per una città dalla storia segnata da ferite tanto profonde e tuttora ritenute difficilmente rimarginabili. Un tributo cui i triestini hanno risposto con entusiasmo e calore, per il quale la macchina organizzativa della manifestazione, coordinata dal Comune, ha predisposto un'accoglienza da evento storico. Quella triestina è stata anche l'adunata dei grandi numeri, 400.000 penne nere presenti in città durante i 3 giorni, ma soprattutto 100.000 alpini in corteo domenica 16 maggio lungo le vie del centro per la grande sfilata, senza contare che proprio Trieste è la città ad aver ospitato in assoluto il maggior numero di adunate, ben 6, davvero traguardi da record. La prima volta degli alpini a Trieste risale al 13 aprile del 1930. Nonostante l'ANA si fosse appena costituita, l'entusiasmo e la partecipazione con cui fu accolta la dunata restano nella memoria storica della città. 9 anni dopo, nell'aprile del 39, la seconda tappa triestina delle Penne Nere. Stavolta più in sordina rispetto alla precedente, perché l'ombra di nuovi conflitti aveva richiamato molti alpini alle armi. La fine degli eventi bellici e soprattutto il ritorno di Trieste all'Italia furono festeggiati nel 1955 con una nuova adunata nazionale, salutata da una folla festante. L'evento si ripeté 10 anni più tardi e a seguire nell'84. Torniamo ad oggi e ai giorni della 77esima adunata, in cui la città ha completamente cambiato volto. Accampati tra dormitori ricavati da strutture messe a disposizione dal comune, alloggi privati, ma soprattutto migliaia di tende piantate ovunque, gli alpini hanno invaso ogni angolo del centro cittadino, segnando il proprio territorio con banchetti per le soste enogastronomiche da aprire ai passanti e contagiando chiunque con la loro irresistibile allegria. Una città nuova, come forse non si era mai vista, attraversata da uno spirito di festante anarchia, nonché dagli innumerevoli trabiccoli, veicoli autocostruiti che sfidano ogni regola della motorizzazione civile e di gravità, zeppi come sono di passeggeri e damigiane sui loro pittoreschi rimorchi. Uno spirito goliardico che contraddistingue il corpo degli alpini, spesso refrattario ad ordini precostituiti, orgoglioso della propria allegra baldanza e soprattutto dell'arte nell'arrangiarsi dei propri uomini. A Trieste l'euforica invasione di Penne Nere è cominciata ben prima dell'avvio ufficiale della festa, addirittura con un anticipo di 2 settimane, stando ai casi segnalati in particolare sul lungomare barcolano. Un clima d'attesa diventato sempre più acceso con il trascorrere dei giorni e l'intensificarsi degli arrivi a Trieste, fino al configurarsi di un panorama completamente nuovo della città, dove scene come queste sono state all'ordine del giorno. Sicuramente divertirci e far divertire la gente del posto, perché siamo qua per questo e avanti, fino a domenica sera avanti. Sono le belle mule e sai, è così, no? Con poco ci si diverte sempre. Abbiamo dovuto organizzarci un po' per il sistema docce per abili e disabili, perché la mattina siamo tutti abili, la sera siamo tutti disabili. E dunque in un clima di festa ormai inoltrata che venerdì 14 maggio si aprono le celebrazioni ufficiali della Dunata Nazionale.
Con l'alzabandiera solenne arriva dalla splendida cornice di Piazza Unità il primo saluto ufficiale da parte di centinaia di persone alle penne nere e in particolare i vertici dell'Associazione Nazionale degli Alpini, in testa il presidente Giuseppe Parazzini. A sventolare in cima ai pennoni la bandiera italiana e quella triestina e dopo il saluto ai gonfaloni della città ospitante, il corteo delle penne nere lascia Piazza Unità alla volta dei luoghi storici legati alla memoria delle terre giuliane. Luoghi in cui deporre corone in ricordo dei caduti, seguendo il motto che ha animato l'intera adunata: onorare i morti, aiutando i vivi. Il percorso della memoria, partito dalla prefettura, tocca in prima battuta il monumento ai caduti sul Colle di San Giusto. Di seguito la risiera di San Sabba, unico campo di sterminio in Italia, dove nel 1945, come ricordato sul posto dal presidente dell'Associazione Deportati e Perseguitati Politici Antifascisti Vascotto, furono rinchiusi dai nazisti 290 alpini del 16° battaglione di stanza a Fiume. La foiba di Basovizza, simbolo della tragedia a lungo taciuta. Infine il monumento alla penna in via Cicerone. Momenti vissuti dalle penne nere con profonda commozione e partecipazione, in nome di quel ricordo ai caduti tanto radicato nell'animo alpino, quale momento di sacrificio ma anche di riflessione sul presente. È dopo il Giro della Memoria che iniziano le celebrazioni ufficiali dell'adunata. In Piazza Libertà prende forma l'inquadramento del picchetto militare, la fanfara della Brigata Giulia, il gonfalone della città di Trieste, il labaro dell'ANA con le sue 212 medaglie, 207 delle quali al valore militare. Si crea un lungo serpentone che i triestini applaudono fino a Piazza Unità. È qui che migliaia di alpini attendono l'arrivo della bandiera di guerra dell'8° reggimento della Brigata Giulia, un ingresso storico e di grande impatto visivo. Il vessillo giunge infatti dal mare a bordo di una motovedetta della Capitaneria di Porto. La bandiera costituisce l'orgoglio dell'8° reggimento della Giulia, con sede a Cividale del Friuli, l'unico tra l'altro che rappresenta gli alpini in armi alla Dunata Triestina. Oggi comandato dal colonnello Willy Lenzini, il reggimento si costituì nel 1909 con i battaglioni Gemona, Tolmezzo e Cividale ed ebbe il battesimo del fuoco nella campagna italo-turca dell'11. Inquadrato nella divisione Giulia durante la Seconda Guerra Mondiale, nel 1940 partecipò alla campagna sul fronte greco-albanese, mentre nel 1942 fece parte del contingente inviato nella campagna di Russia. Passato attraverso scioglimenti e ricostituzioni, in anni recenti l'8° reggimento ha partecipato a numerose operazioni all'estero, dettate soprattutto da esigenze di pace, ed è attualmente impegnato nelle attività di antiterrorismo sul territorio nazionale. Proprio davanti alla bandiera di guerra, il presidente Parazzini richiama l'attenzione sul rischio che il reggimento venga sciolto e ribadisce alla piazza: giù le mani dalla caserma Francescatto. Il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, dal canto suo, ricorda come la forza degli alpini sia sempre stata quella di dare un messaggio di lealtà e fratellanza anche durante le vicende belliche più tragiche. Degli alpini si apprezzano il senso del dovere, la lealtà, l'affidabilità, ma anche quella simpatia immediata e contagiosa che sanno donare. Veicolo di comunicazione di tanta energia positiva anche i loro canti. A quelli spontanei, intonati per la strada o durante il desinare, si sono alternati quelli dei cori ufficiali. Primo tra tutti il grande concerto dei coristi alpini della Brigata Alpina della Giulia.
Una piazza suggestiva, una platea imponente per ricordare il 50° anniversario del ritorno di Trieste all'Italia, ma anche per festeggiare, con il massimo delle presenze, il 25° anniversario della fondazione del Coro della Iulia, con il secondo raduno dei congedati. Come ricordato anche dal generale Zaro, il coro nasce ufficialmente nel 1979 con il maestro Padoino, organista. Autogestito all'inizio, ben presto si impone all'attenzione del pubblico, sia per l'entusiasmo e la simpatia che lo contraddistingue, che per la qualità delle esecuzioni di canti intramontabili. Sono canti che raccontano la tradizione del corpo, ma anche pagine di storia o di amori perduti. Simbolo, quasi un inno del coro della Iulia, un brano nato spontaneamente nella Seconda Guerra Mondiale e armonizzato dal maestro Dodero. Da Udin siamo partiti. Durazzo siamo scesi, in Grecia destinati, ci tocca di partire, partire con la tristezza in cuore, lasciando l'amorosa, con gli altri a far l'amore. Ci tocca di partire, partire con la tristezza in cuore, lasciando l'amorosa, con gli altri a far l'amore. La Grecia terminata, a Udin siamo tornati, e tosto per la Russia noi siamo destinati. E partiremo ancora, ancora con la tristezza in cuore, lasciando l'amorosa, con gli altri a far l'amore. Motorizzati a piedi, la piuma sul cappello, lo zaino a parte la torre, l'alpine sempre Concerti, concorsi e tournée portano alto il nome del Coro della Iulia, che in 25 anni vede susseguirsi sul podio ben 40 direttori e accompagna tutta la vita della brigata. Nei momenti belli, i raduni, le feste, come in quelli più dolorosi, con canti della tradizione oppure con una toccante preghiera del musicista e poeta Bepi De Marzi, Signore delle Cime, riproposta anche in Piazza Unità.
dirigere il coro formato Magnum in Piazza Unità in occasione del secondo raduno dei congedati sono stati chiamati anche 2 direttori, il maestro vicentino Mario Lanaro, già direttore della formazione corale nell'81 e 82, e il maestro triestino Federico Crisanaz sul podio del coro della Giulia nel 1998. Anche per loro si è trattato di un momento di incontro e di grande emozione, la stessa del pubblico che ha potuto partecipare alla festa musicale, ascoltando e canticchiando assieme agli oltre 200 alpini le pagine più note del repertorio, sciogliendo il nodo alla gola delle preghiere con le spensierate note dei canti popolari che raccontano storie di amicizia, fratellanza, amore e natura.
Per le vie di Trieste, intanto, la festa impazza. La città non ce la fa proprio ad addormentarsi. Tutti sono invitati ai banchetti degli alpini, pronti ad offrire proprie prelibatezze regionali, annaffiate da buon vino e grappa. C'è uno scambio continuo di cibo e scappellamenti, battute alle mule triestine e canzoni, mentre continua il frastornante andirivieni di veicoli di ogni genere. Bar, trattorie e ristoranti sono presi d'assalto. Il vino scorre a fiumi. Si calcola che nei soli bar attorno a Piazza Unità siano stati prosciugati in 3 giorni 10.000 litri di birre e centinaia di bottiglie di vino, senza contare le capienti damigiane a seguito. Nonostante frequenti scene di euforia favorita dall'alcol, non si registrano episodi spiacevoli, tanto che sotto questo profilo il bilancio della questura al termine della 3 giorni è stato decisamente positivo. Non ci si deve stupire di come l'adunata faccia convivere tranquillamente sacro e profano. Sabato pomeriggio, vigilia della sfilata, mentre nelle strade si continua a brindare, attorno alla chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo confluisce un fiume di gente per assistere alla deposizione di una corona alla lapide che ricorda i caduti degli scontri avvenuti nel 1953 nella stessa piazza che prende il nome dall'edificio sacro. È qui che il vescovo di Trieste, Monsignor Eugenio Ravignani, assieme ai cappellani militari alpini presenti all'adunata, celebra la messa di suffragio di tutti i caduti, un momento di profondo raccoglimento per riflettere sul passato guardando al futuro. Nell'omelia il presule parla degli alpini come portatori di altissimi valori: religiosità, amore per la patria, fedeltà nell'adempimento del dovere anche a costo della vita, solidarietà verso il prossimo, gli stessi valori per cui si onorano i caduti, esempio di umanità da trasmettere integro e forte alle nuove generazioni, ricorda il vescovo. Dopo la messa, il labaro dell'Ana, simbolo del valore alpino, attraversa la città. La sua prossima destinazione è il Teatro Verdi, uno dei gioielli di Trieste, dove autorità locali e nazionali danno il proprio benvenuto al presidente dell'Ana, Beppe Parazzini, e al comandante delle truppe alpine, tenente generale Bruno Job. Nelle parole di quest'ultimo il ricordo ai caduti tra le penne nere, parole rotte dalle lacrime che Job non riesce a trattenere e che offrono a Parazzini l'occasione per ricordare come un alpino non sia meno uomo se non nasconde il suo pianto. E quindi lo stesso Parazzini a commuoversi nel ricordare come quella triestina sia l'ultima adunata a cui parteciperà in qualità di presidente dell'ANA. Nelle parole del sindaco Roberto Di Piazza, la certezza che un evento come quello dell'adunata sia di buon auspicio ad una città che ricorda la propria storia guardando al futuro. Un futuro che non può prescindere dai cambiamenti internazionali cui Trieste assiste da vicino, primo tra tutti l'allargamento dell'Unione Europea ad est. Il sindaco Di Piazza e il presidente della provincia Scoccimarro ricordano quindi come la città stia vivendo un anno particolare anche in nome della grande sfida costituita dall'opportunità di ospitare l'Expo del 2008. L'adunata nazionale è davvero una grande festa. È una festa senza musica. Che festa sarebbe? Che cosa sarebbero gli alpini senza i loro cori, le fanfare? In 2 giorni un centinaio di siti della città si sono prestati ad ospitare i concerti delle Penne Nere. Piazza Unità, ma anche teatri prestigiosi come il Teatro Verdi, il Rossetti o la Sala Tripkovic, e ancora le scuole, i circoli ricreativi, le case di riposo, i centri sportivi e i luoghi di culto. Ovunque, in centro ma anche in periferia, d'obbligo il tutto esaurito, segno di una tradizione che viene mantenuta e nella quale la gente si riconosce.
L'inno 33 e i canti che scandiscono il passo costante verso la meta, talvolta lontana e oscura, sono il biglietto da visita. Canto come storia, come cronaca. Gli alpini tengono in gran conto il ricordo, rispettosi degli eventi, delle sofferenze e della natura. Canti autentici, canti che esorcizzano la paura ed esaltano la montagna, amica, nemica, ma soprattutto compagna di viaggio. Perché sabato di sera e non è venuta, perché sabato di sera e non è venuta a me, non è venuta a me, è andata la rosa. Canti degli alpini, canti contagiosi, che sicuramente hanno contribuito a rendere la città di Trieste più allegra, luminosa e colorata, anche la sera della vigilia dello sfilamento. Poche ore prima dello sfilamento, quasi allo scoccare della mezzanotte, una cascata di luce e colore artificiale durata quasi 30 minuti ha salutato l'oceanica folla di alpini giunti all'ombra di San Giusto. Fuochi pirotecnici che hanno illuminato a giorno le rive cittadine, donando alle penne nere nuovi ed effimeri riflessi dell'arcobaleno. Uno spettacolo nello spettacolo, centinaia di migliaia di occhi puntati al cielo, pronti a cogliere la bellezza delle danze di luce nel buio della notte. Una scenografia in cui variopinte figure si susseguono in un porticoso balletto di grappoli di stelle e fontane che ha regalato attimi di vera emozione. E poco a poco il ritmo scandito dai fuochi si interseca a quello dei canti e delle allegre tavolate. La festa è qui, ora. E anche le campane di San Giusto fanno sentire la loro voce. Domenica 16 maggio. La 77esima adunata degli alpini raggiunge il suo momento culminante. Di primo mattino le penne nere sono pronte a sfilare, dei bagordi della notte nessuna traccia. Passati al vaglio dei cosiddetti pettini, adibiti a verificare le buone condizioni della tenuta da mantenere durante lo sfilamento, gli alpini si ammassano nei settori destinati alle sezioni di appartenenza, da cui partire per unirsi all'enorme serpentone che da Viale D'Annunzio toccherà Largo Barriera per la resa degli onori dinanzi al palco delle autorità e lungo la centrale via Carducci si concluderà in Piazza Libertà. Anche il tempo è dalla parte degli alpini. Temuta fino all'ultimo momento, la pioggia non rovina la festa triestina, anche se qualche scherzetto lo gioca un Borin inaspettato. Lo sfilamento ha le sue battute iniziali in Largo Mioni, dove il picchetto militare rende gli onori alla bandiera di guerra, al gonfalone di Trieste, all'abaro dell'Ana e al suo presidente. E con il trasferimento dei vessilli e delle autorità nella tribuna d'onore che hanno inizio le celebrazioni. Precede il corteo la fanfara delle brigate Giulia e Taurinense.
Davanti al palco viene posizionato il labaro dell'Ana che rappresenta il valore del corpo e di coloro che sono stati e continuano ad essere suoi orgogliosi membri. Accanto al presidente Parazzini e al generale Job, il palco delle autorità ospita durante la sfilata il capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Giampaolo Di Paola, il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, generale Giulio Fraticelli. Tra le autorità politiche nazionali, il vice premier Gianfranco Fini, il ministro per i rapporti con il Parlamento Carlo Giovanardi e i sottosegretari alla Difesa e agli Esteri, rispettivamente Filippo Berselli e Roberto Antonione. In testa agli amministratori locali, il sindaco di Trieste e di Piazza e il presidente della provincia Scoccimarro. Ad aprire la 77esima adunata delle Penne Nere sono le sezioni di Zara, Fiume e Pola. Già numerosissimo dalle prime ore del giorno, il pubblico si scioglie in un applauso caloroso verso quegli alpini che, sebbene in minor numero rispetto alle altre sezioni, testimoniano con orgoglio e tenacia il proprio amore per l'Italia. Un amore che non può prescindere dal ricordo del dramma dell'esodo istriano, fiumano e dalmata. L'amore per la patria che, insieme collante tra immigrati in terra straniera, si legge negli occhi degli alpini che aderiscono alle 35 sezioni estere dell'ANA, sparse in tutto il mondo. Testimoni di una storia che spinse le proprie famiglie a cercare fortuna lontano dalla terra d'origine, a Trieste sfilano le Penne Nere del Sudafrica, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Perù, Cile, Uruguay, Venezuela, New York, e poi ancora sezioni numerose dalla Germania, Francia, Belgio, Lussemburgo, Svizzera, Gran Bretagna, Danimarca, Finlandia, Svezia e Norvegia. Le sezioni estere aprono la strada a quelle nazionali. In un'ideale risalita dello stivale sfilano gli alpini delle isole, del sud e centro Italia, fino ad arrivare al nord, da ovest ad est, fino a toccare la regione e la città ospitante. Il record di 100.000 penne nere, che abbatte la soglia prevista delle 80.000, è già nel colpo d'occhio sull'enorme serpentone festante e colorato. Si sfila per oltre 10 ore su file da 12 uomini. L'incedere del corteo è cadenzato dal suono delle tante bande che accompagnano le sezioni. Se qualcuno perde il passo, poco importa. In un attimo si ritorna nuovamente tutti in linea e ci scappa volentieri la risata o la battuta. La marcia dell'alpino, si sa, è istintiva e festante per definizione. Alcuni veci indossano con orgoglio le divise storiche nel mare di camicie quadrettate. Sfilano anche i cappellani militari che il giorno prima hanno officiato la Santa Messa in suffragio dei caduti accanto al vescovo di Trieste. Non è una gara di cifre, ma spiccano inevitabilmente le sezioni tradizionalmente più numerose, quelle lombarde, Bergamo e Brescia in testa, assieme a quelle piemontesi e venete, nonché quelle abruzzesi, quest'ultime le più rappresentative di tutto il centro Italia. Ma la festa, è risaputo, non è solo quella degli alpini in senso stretto. Alpini si nasce, qui c'è Giacomo che ha visto sfilare il papà. Giacomo, da grande vuoi fare l'alpino? Sì! Ti stai divertendo qui? Sì! Hai salutato il papà quando è passato? Sì! Perché vuoi fare l'alpino? Perché mi piace. Cosa vuol dire essere moglie di un alpino? Voglio dire, come dico, tante belle cose, ma è un onore, per me è un onore essere la moglie. E con gioia lo seguo anche quando fa le sfilate, perché insomma mi sento un po' partecipe con loro della gioia che provano, che gli alpini, i veri alpini. Un fiume di penne nere che per il 77° anno consecutivo conferma con orgoglio la storia del corpo e insieme quella dell'associazione che racchiude l'essenza dello spirito alpino: rispetto e solidarietà verso il prossimo, senso del dovere e amicizia. Due storie legate a doppio filo l'una all'altra. Le truppe alpine nascono nel 1872 in base alla precisa esigenza di difendere i nuovi territori acquisiti dopo la guerra del 1866 contro l'Austria. Si decide di istituire dei presidi sulla frontiera alpina in cui impegnare soldati nati proprio su quelle montagne. Uomini profondamente esperti della storia, dei segreti e delle condizioni avverse di quelle terre da difendere, e che il più delle volte già si conoscono tra di loro, in quanto abitanti delle stesse piccole comunità montane. Truppe nate dunque proprio sulla base di quello spirito di corpo che nel tempo continua a contraddistinguerle.
ma anche su quella forza d'animo e quella resistenza fisica sfoderate nelle tante e dure prove imposte loro dalla storia. Dalla drammatica battaglia dell'Ortigara del 17 alle durissime campagne di guerra durante il secondo conflitto mondiale in Francia, Grecia, Jugoslavia, Balcani, Russia e Africa orientale. Pagine che gli alpini hanno scritto con il proprio sangue, il più delle volte sottoposti a condizioni climatiche e ambientali insostenibili, tragicamente rappresentate dalla ritirata dal fronte del Don nel 1943. Sfide durissime in cui è proprio lo spirito di fratellanza l'unico appiglio a cui si aggrappano le penne nere per sopravvivere. Lo stesso spirito che induce già i reduci della Prima Guerra Mondiale a istituire nel 19 l'Associazione Nazionale degli Alpini e a scegliere proprio l'Ortigara per la prima adunata nazionale. È nel bel mezzo del suo svolgimento che la sfilata della 77esima adunata tocca il suo momento culminante, quando cioè il vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Fini, conferisce la medaglia d'argento al valore civile all'ospedale da campo degli Alpini. Ed è lo stesso vicepremier ad appuntare la medaglia sul labaro dell'associazione. Un riconoscimento ai meriti compiuti dalla struttura sanitaria dell'ANA fin dall'anno della sua costituzione, il 1976, data associata al terremoto che sconvolse il Friuli e proseguita attraverso numerosi interventi in Italia e all'estero, dalle alluvioni della Val Brembana e della Valtellina al terremoto in Umbria, fino agli interventi di assistenza ai profughi di guerra nei Balcani. Altro momento toccante, l'abbraccio tra Fini e l'alpino Secondo Roffinella, piemontese di 106 anni, il più anziano tra i partecipanti alla sfilata. L'esempio, secondo le parole del vicepremier, di tutte le penne nere presenti a Trieste. È alle sezioni regionali che viene dedicato il gran finale della sfilata. Nonostante le tante ore passate dall'inizio della manifestazione, il pubblico affolla, forse ancora più numeroso, le vie del centro. Le autorità sono sempre in piedi ad applaudire le penne nere. Al passaggio delle sezioni friulane, la mente non può non correre a tutti quei momenti che testimoniano lo stretto legame tra alpini e Friuli. Un rapporto cementato da un evento drammatico come quello del terremoto del 76 e alimentato nel tempo dall'importante contributo che i friulani hanno sempre offerto al corpo. Sfilano la sezione carnica e quella udinese, poi la parentesi isontina con la sezione di Gorizia e ancora i gruppi di Palmanova, di Gemona, di Cividale e di Pordenone. Proprio con lo sfilamento delle sezioni regionali si fa più forte il richiamo ai temi di attualità. Innanzitutto la richiesta di salvaguardare l'8° reggimento di stanza a Cividale a rischio scioglimento e la conseguente riflessione sul futuro del corpo nell'ottica di un esercito nuovo, composto solo da professionisti. Ma anche le prossime sfide degli alpini nei nuovi scenari internazionali e soprattutto in un rinnovato quadro europeo aperto ad est. Un crescendo di entusiasmo che sfocia nell'arrivo della sezione triestina Guido Corsi, presieduta da Giampiero Chiapolino. Straordinaria la partecipazione del pubblico che con i suoi applausi tributa alla città uno dei momenti più belli tra quelli che si ricorderanno per i festeggiamenti per il 50° anniversario del ritorno di Trieste all'Italia. Le penne nere triestine sfilano precedute dai vessilli della propria associazione, motivo di grande orgoglio per quest'ultima. Trieste infatti vanta il primato del numero di medaglie d'oro al valore militare, ben 8, di cui 6 sul labaro, conferita da altrettante penne nere di reparti alpini, e 2 sul medagliere della sezione, attribuita ad alpini inquadrati in reparti facenti capo ad altri corpi. Medaglie d'oro sul labaro sono quelle a Fabio Filzi, nato a Pisino nel 1884, Guido Corsi, triestino, classe 1887, Nicolo Giani, muggesano del 1909, Silvano Buffa, triestino del 14, Giuliano Slataper, nato a Trieste nel 22, figlio di Guido Slataper, medaglia d'oro nel 17,
e infine Scipio II Slataper, nato a Roma nel 1915, figlio dello scrittore e patriota Scipio. Medaglie d'oro sul medagliere sono invece quelle a Mario Codermans e Mario Grambassi, entrambi nati a Trieste, il primo nel 14, il secondo nel 1907. E dunque con il passaggio della sezione triestina che volge al termine, dopo oltre 10 ore, la grande sfilata della 77esima adunata nazionale. Il gonfalone di Trieste con il sindaco di piazza, il labaro dell'ANA con il presidente Parazzini e un picchetto d'onore della polizia municipale lasciano la postazione ufficiale di Largo Barriera alla volta di Piazza Unità. Li segue il gonfalone, il sindaco e una rappresentanza della sezione ANA della città di Parma che ospiterà l'adunata del prossimo anno. A chiudere il corteo, il gruppo di 132 bandiere tricolori a ricordo degli altrettanti anni di vita del Corpo degli Alpini, a sua volta seguito dalla rappresentanza del Servizio d'Ordine Nazionale dell'ANA. Da Piazza Libertà, dove nel frattempo si sono sciolte le sezioni partecipanti alla sfilata, si aggiungono al nuovo corteo le fanfare delle brigate Iulia e Taurinense e l'8° Reggimento Alpini. Piazza Unità gremita assiste in silenzio alla cerimonia della Maina Bandiera. Cerimonia suggellata dal brindisi finale e soprattutto dall'ideale passaggio del testimone tra Trieste e Parma e tra i due sindaci Roberto Di Piazza ed Elvio Ubaldi. Dall'alto del Colle di San Giusto intanto l'enorme cappello alpino che tutti hanno potuto ammirare illuminato di notte regala il tocco perfetto ad una cornice già tanto suggestiva. Mentre si consumano le battute finali dell'adunata triestina, la città ha già cambiato volto. Di ora in ora le strade si svuotano dell'allegria delle penne nere, delle loro tende, dei loro accoglienti accampamenti, dei loro trabiccoli. Resta un vuoto dentro il cuore di chi li ha accolti in questi 3 giorni. Della baraonda non resta traccia. I triestini se ne accorgono lunedì, ad adunata ben che finita. Strade e aiuole appaiono perfettamente ripulite, non solo per il lavoro senza sosta della Cegas, ma anche grazie al preziosissimo contributo delle stesse penne nere. Tra i grandi numeri dell'adunata triestina da segnalare lo sforzo da record della Polizia Municipale. 850 turni di 6 ore per 5.100 ore ordinarie complessive, alle quali si sono aggiunte altre 3.000 ore di straordinario e tutti i 288 agenti disponibili impegnati contemporaneamente nella giornata della sfilata. Uno sforzo senza precedenti per il corpo che, secondo l'assessore comunale alla vigilanza Fulvio Sluga, è riuscito a far fronte nel migliore dei modi ad un evento storico che di fatto ha visto arrivare la città a 600.000 abitanti. L'ultimo atto della 77esima adunata nazionale degli Alpini vede lunedì la consegna in municipio del sigillo della città da parte del sindaco di piazza al presidente dell'ANA Parazzini. Parole di entusiasmo tra i due. Secondo Parazzini, meglio di così non sarebbe potuta andare, mentre Di Piazza parla di giornate meravigliose ed emozioni indimenticabili. L'amministrazione regala il quadro che raccoglie le 6 medaglie celebrative delle adunate alpine a Trieste ai vertici dell'ANA, ai rappresentanti della sezione triestina Guido Corsi e ad Anna Poggi, responsabile del gruppo medico pediatrico che opera per l'ospedale da campo di Bergamo. Infine Di Piazza consegna una bandiera alabardata affinché venga conservata nella sede dell'ANA nazionale. Siamo davvero alle ultimissime battute di questa splendida e indimenticabile maratona, che non può non concludersi con un brindisi finale. Facciamo cin cin, beviamo, 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 tutto il
il mondo fa cin cin. Con la loro storia passata e presente, con il loro impegno militare e civile, gli alpini uniscono l'Italia e Trieste, proprio grazie all'abbraccio delle 400.000 penne nere, festeggia i suoi 50 anni di ritorno alla patria con gioia rinnovata. Uno sprone a superare sofferenze e contrasti e insieme a ricordare il passato per condividere un futuro nuovo.